Ciao ragazze, eccomi qui con un nuovo tutorial. Oggi ho deciso di fare questo trucco verde e viola perché mi sto preparando per andare a una laurea di, non so se avete visto la mia presentazione, è lunghissima, dovrò rifarla sicuramente. Comunque vado alla laurea di Claudia, la vicina di casa, la mia ex vicina di casa, nonché amica. E appunto questo è il trucco che ho deciso per appunto questa occasione. Vi faccio vedere anche l'outfit e qua via le polemiche, ditemi pure che sono grassa, non me ne frega niente, lo so benissimo e so anche i motivi. E quindi no, scusate questo sfogo ragazze, ma ce l'ho ancora qua perché guardando il video di Mia dove ha fatto l'outfit giallo vengono fuori di quelle cazzate pazzesche, cioè la gente veramente è viscida, ci sono così tante persone viscide nel mondo, cioè chi è che l'ha detto che bello è magro? Chiaro, anche a me piacerebbe essere così, ma sono così. E quindi vi faccio vedere come tento di valorizzare me stessa pur essendo un cotechino. Ah ragazze, se vi chiederete ma perché vestite di verde e ci ha messo il viola, a parte che secondo me il viola e verde stanno bene, è perché mi sono messa questo fiore di gomma piuma che mi ha regalato una paziente l'altro giorno, che è veramente bellino, bellino, bellino secondo me. Aspetta, ve lo faccio vedere da dietro. Sì, ecco qua. Mi chiamo Naomi, Naomi Gambabel o Naomi Campbell, come volete voi. E ora vi faccio vedere l'outfit. Scarpina con fiorellino che vi farò vedere nel particolare. Borsetta bianca abbinata. Vi faccio vedere il vestitino con il pizzetto, la stoffetta e ancora il pizzetto. Sta così. Ecco qua. È un po'... No, no, il culo no, ragazze. Per carità. E la borsettina, eccola qua. Bellina, bellina, picciò. Questa, ragazze, scusate, è la zeppa col fiorellino. Questi sono gli orecchini e questi sono gli occhiali perché sono Orba. Un bacio. Ah! E scusate, questa fa schifo. Vi faccio vedere questa. E questa è la nail art con l'anguria, perché appunto mi piace mangiare. E allora ho fatto la nail art con l'anguria. Se non aveste capito, mi piace mangiare e si vede pure. Vi mando un bacio. Benvenuti al Brutone Troccolo. Allora, io ho già steso la mia crema colorata della Lierac nel colore sabbia. Ora vado a mettere il fondotinta minerale di neve nel colore light neutral. Non essendo coprentissimo, vado a bagnare il mio pennello con la nebbia fissante di neve. Ora con il correttore vado a coprire le varie imperfezioni e qua ragazze ci spenderemo una giornata. Uso il correttore di Kiko numero 04 con il pennellino della Real Techniques. Fisso il tutto con la cipria di neve. Ora prendo la mia terra, utilizzo questa, la Ula di Benefit, con questo pennello che è il Contour Brush e vado a metterlo in modo che sembri un po' abbronzata e non cadaverica in sto modo. Come blush utilizzerò Daily di neve, ne verso un po' nel tappino, in questo modo, e con lo stesso pennello di prima prelevo un po' di prodotto, batto l'eccesso
lo metto sulle guance. Ora stendo su tutto l'occhio la mia base alla Stage della Essence, che è introvabile. Ora ragazzi stendo su tutta la palpebra mobile questa matita verde di Essence, che è la numero 20 Scream Green, e la vado a mettere anche sotto lo sfumo. Bene, dopo aver sfumato sotto la rima sopraccigliare vado a stendere con un pennellino questo da sfumatura il Notting Hill della neve. Ora nella piega dell'occhio utilizzerò questa matita viola di Essence, che è la Colors Chic numero 16. Adesso con il pennellino a penna di neve della linea, questa è della linea London, vado a sfumare il mio viola. Ora prendiamo Wasabi, che è il verde della neve, con tutti i micro glitterini, e lo andiamo a picchiettare sopra la matita verde. Ora con un pennellino di precisione, piccolino, questo è sempre della Ria Technique Scent Brush, oggi non riesco a parlare, vado a mettere kimono sopra la matita viola. Ora con un altro pennellino da sfumatura, io utilizzerò questo della Elf, il Blending Eye Brush della linea minerale bambù. Scusate, ma è ancora bagnato perché l'ho appena pulito. E sfumiamo il viola. Mettiamo la matita viola anche sotto fino ad unirci con il verde e la fissiamo con l'ombretto viola di prima. E ora facciamo una linea di eyeliner. Io utilizzerò questo di Essence Waterproof nero. Mascara. Top Coat di Kiko, quello con tutte le fibre. Per terminare, sulle labbra vado a stendere questa matita di Essence, è la numero 11 in the Nude, e sopra il gloss della Kiko, è il numero 15. Le sopracciglia, scusate, non le vado a toccare perché se mi metto qualcosa sulle sopracciglia con il caldo che c'è oggi, cioè mi ritrovo la matita giù. Bene, spero ragazzi che questo tutorial vi sia piaciuto, ditemi pure cosa ne pensate, se volete vedere qualche tutorial fatemelo sapere e vi mando un grosso bacio al prossimo video. Un bacione!